C'è un'altra signora che va dal medico. Dottore, buongiorno. Buongiorno signora, come va? Male. Cosa c'è? Sono un po' giù di morale, sto male con malattia di sotto. Cosa? Male ai piedi? I piedi già stanno bene. È più in alto che mi fa male. Male alle ginocchia? Metto la testa in mezzo alle ginocchia, cosa bene? Una mutanda? Sotto la mutanda la capa campa. Signora, mi dica più o meno i sintomi. Dottore, ho vergogna. Vergogna signora, insomma siamo fra quattro mura. Ma c'è la finestra aperta. Avanti signora, mi dica più o meno. E sono anche un po' giù di morale perché è morto l'amico di un amico di mio marito, poverino, e siamo giù di morale. Vabbè, ma mi dica un po' i sintomi. Questo amico cos'era per voi? Era molto amico perché è morto con quella pastiglia nuova, con la Viagra. Ha preso questa pastiglia, l'ha succhiata, gli è diventato il collo duro duro, invece doveva ingoiarla, poverino, poi ne ha preso un'altra, è diventato duro lui, poi è morto, l'hanno messo nella bara e non riuscivano a chiudere la bara. Alla fine è venuto il falegname e l'hanno chiuso con la sega, ma guarda, non è possibile, 7 seghe gliel'hanno fatte. E siamo tristi per quello, non sappiamo più. Ma signora, mi dica allora più o meno i sintomi della sua malattia. È come se avessi fuoco in mezzo alle gambe. Ho capito, lei essendo una donna mediterranea è un po' caliente. Caliente, potete sto tanto. Signora, con suo marito nell'arco delle 24 ore quante volte copula? Siamo sempre copulati, andiamo a letto alle 8, lui attacca alle 8:05 e va avanti fino all'1 di notte, sempre operando, poverino, poi all'1 si ferma, si beve un bicchiere d'acqua perché gli prende il sciutore alla gola molto. Dopo che si bagna la gola va avanti ancora 2 orette, poi dormisce, poi va a lavorare, quando rientra da lavorare mangiamo. Dopo mangiato lui fa ancora 2 volte l'amore, io faccio i piatti neanche la vedo perché sono girata. E così è l'arco della giornata nostra. Ho capito signora, diciamo che lei è affetta da ninfomania acuta. Il dottore Acuzza, è pericoloso questa cuzzore. Signora, ci sono tante signore così come lei, però lei ce l'ha più accentuato. E l'accento male fa, dottore. Adesso vediamo, le darò delle pastiglie, lei si calmerà un pochino, così starà meglio anche suo marito. Sebbene mio marito, poverino, sembra uno straccio per lavare per terra. Adesso lo sto usando per spolverare, però non serve lo stesso. Com'è la malattia, dottore? Ninfomania. Maria Ninfo. No, ninfomania. Me lo scrivo in un pezzo di carta, che glielo voglio insegnare a mio marito, perché lui mi chiama Bagassa. Fateli passare, stanno a pisciare. Ciao. Capita. Quando è pieno di